Sono le 10:30 di un normale sabato di agosto. Le finestre di casa sono tutte aperte, poi all'improvviso uno strano rumore. Il proprietario esce in terrazzo e si trova tu per tu con un drone nero di medie dimensioni che sorvola la sua abitazione in zona Susegana. Sul nostro terrazzo poco, a dir la verità, perché ha visto subito mio marito e di conseguenza si è allontanato, però mio marito, che era comunque fuori in terrazzo, lo aveva notato su un gruppo di appartamenti dove si è soffermato per parecchi minuti, 5 e anche più minuti, quindi controllare cosa? Il sorvolo del piccolo velivolo sopra le abitazioni insospettisce i coniugi. Abbiamo considerato prima di tutto la violazione della privacy. Ed in un secondo momento, essendo ad agosto periodo di ferie per molti, il rischio di controlli per eventuali furti. Marito e moglie temono che possa trattarsi di un sopralluogo di un potenziale ladro pronto a colpire. Il pensiero è quello perché in un periodo di ferie notoriamente è un periodo in cui succedono più furti e appunto notando questa cosa strana perché non abbiamo mai visto droni qui in zona. Da qui la decisione di sporgere denuncia ai carabinieri. Per segnalare la cosa considerandola appunto come le ho detto prima anomala e unica perché prima non abbiamo mai notato cose del genere. Speriamo si sia trattato solo della bravata di qualche ragazzino, dice la donna, ma inevitabilmente quanto accaduto lascia un senso di ansia. Essendo appunto la prima volta che lo notiamo è stata una cosa che ci ha creato un po' di inquietudine.